Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti in tutte le processioni, durante la Farada dei Candelieri, quando si suona accanto alla bandiera piccola del Gremio. Si esegue per accompagnare la bandiera di Nostra Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti durante le processioni e quando si suona accanto alla bandiera piccola durante la Farada dei Candelieri. Per accompagnare la bandiera di Nostra Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti durante le processioni e durante la Farada quando si suona presso la bandiera piccola. La campagnola si suona per accompagnare appunto la bandiera di Nostra Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti durante tutte le processioni e durante la Farada quando si suona davanti alla bandiera piccola. Questo passo accompagna la bandiera di Nostra Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti durante tutte le processioni e anche può essere suonato durante la Farada quando si suona accanto alla bandiera piccola del Gremio. Si esegue nella solennità di Nostra Signora del Buon Cammino, nella solennità del Corpus Domini, si può eseguire anche durante la Farada quando si accompagna la bandiera piccola. È un passo speciale che il Gremio dei Viandanti esegue soltanto in queste tre solennità. Questo passo si esegue quando la bandiera di Nostra Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti rientra nella sede del Gremio o a casa dell'oviere in tutte le processioni.
candeliere di Nostra Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti durante la Farada del 14 agosto. Accompagna il candeliere di Nostra Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti durante la Farada quando il candeliere danza su se stesso. Questo passo accompagna il candeliere di Nostra Signora del Buon Cammino del Gremio dei Viandanti quando scende per il corso mentre i portatori eseguono lo zigolo, appunto, ho detto l'avanza.